Non toccare i microfoni. Direi che possiamo cominciare. Chiedo alle persone interessate a questo primo workshop di accomodarsi. Sono le 3, abbiamo fino alle 5. Innanzitutto buongiorno a tutti, ribuongiorno. Riprendiamo i lavori in workshop. Come dice la parola stessa, siamo come in una bottega, quindi andiamo a scambiarci e ad acquisire delle idee. E permettetemi, prima di ogni altra cosa, di ringraziare questi signori che ho alla mia destra, che sono i tecnici del suono e del video, che garantiscono la possibilità di comunicazione. Grazie. Grazie. Di comunicazione, oggi strumento fondamentale per riuscire a mantenere quella relazione che fisicamente non possiamo più avere, almeno per un periodo di tempo. Con me oggi, che inizierà questo workshop, c'è Niccolò Gennaro, che è il direttore del CSV di Padova. Ci tenevo alla sua presenza. Padova è la capitale internazionale dell'anno del volontariato e il CSV è una struttura fondamentale per dare sostegno, visibilità, aiuto, struttura alle molte associazioni di volontariato che prima, ma soprattutto durante questa tragica vicenda che stiamo mondialmente vivendo, hanno manifestato di essere, quindi una presenza fondamentale. Che cosa faremo in questo workshop? Ci saranno 6 associazioni qui rappresentate da alcuni di voi che ci illustreranno le progettualità nate in tempi non sospetti di volontariato attivo in diversi ambiti, e quindi l'interessante è proprio il fatto che queste esperienze, come dire, sono scatenate da una fantasia solidale eccezionale, e quindi vale proprio la pena di sentirle, di scambiarle, perché da queste esperienze possono nascere idee nuove, come abbiamo sentito stamattina, per guardare al presente, ma con una prospettiva un po' più lunga, indipendentemente dalla situazione faticosa che stiamo vivendo. Io avrò l'esclusivo compito di moderare, quindi di dare la parola. I protagonisti saranno proprio le associazioni di volontariato. Quindi io inizierei subito dando la parola a Niccolò, che ci dice un po' l'attività che il CSV ha svolto in questo anno speciale che ha vissuto Padova per il volontariato e il ruolo che ha avuto anche il CSV durante la pandemia nella organizzazione dei volontari in questa città. Andiamo ad incominciare, grazie. Rimango qua. Guarda. Bene, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Grazie per l'opportunità di poter ascoltare e conoscere questi 6 progetti premiati. Infatti cercherò di rubare veramente poco tempo perché sono curioso di sentire le vostre storie. Appunto, come anticipato, insomma, come Centro Servizio Volontariato di Padova, quest'anno in particolare siamo stati impegnati su molti fronti. Come ente attuatore di Padova, capitale europea del volontariato, abbiamo organizzato nel 2019 tutto l'avvicinamento a quest'anno da capitale europea, e quindi abbiamo attivato vari percorsi sul territorio attraverso dei tavoli di lavoro con le associazioni che hanno prodotto di fatto un palinsesto molto ricco che avevamo appena iniziato a svolgere. Il 7 febbraio qui a Padova abbiamo inaugurato l'anno di capitale europea del volontariato con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono venuti circa 5-6 mila volontari da tutta Italia per questo appuntamento e abbiamo iniziato il nostro anno da capitale. Tempo 2 settimane, arrivano i primi contagi, insomma, certificati di Covid proprio qui nella nostra provincia, a Vo. Scattano le prime zone rosse e quindi tutto viene sospeso, gli eventi cancellati, tutto riprogrammato.
Però noi ci siamo trovati ad avere comunque a disposizione una macchina organizzativa che consta insomma di una decina di persone che erano impegnate nell'organizzazione di tutti questi eventi e che abbiamo deciso immediatamente di mettere a disposizione del territorio per quello che già si intravedeva all'orizzonte come un periodo difficile dal punto di vista sociale. Nel momento in cui diciamo che il dibattito, la questione, l'attenzione generale era improntata soprattutto sugli aspetti sanitari dell'emergenza, chi ha a che fare con il volontariato sa che da subito, proprio per questo ruolo di prossimità, di relazione con le persone, con le fragilità delle nostre comunità, che ha tipicamente il volontariato, avevamo subito contezza di quelli che sarebbero stati i primi effetti negativi delle zone rosse e poi del lockdown generalizzato. Sapevamo che il volontariato fatto in gran parte di persone che hanno una certa età avrebbe rischiato di fermarsi. Sapevamo che molti degli utenti, dei destinatari delle attività delle associazioni di volontariato avrebbero vissuto momenti difficili, persone anziane, persone sole, persone con disabilità e tante altre categorie insomma, vulnerabili e questi dati ci hanno spinto immediatamente a cercare un coordinamento con gli enti locali, con i comuni della provincia e con la diocesi per fare una sorta di appello alla città, ai territori, chiamandolo Per Padova noi ci siamo, che è partito subito all'inizio di marzo, chiedendo alle persone, ai cittadini, sia volontari che non, di dare una mano alla gestione dell'emergenza. La risposta è stata straordinaria, è stata incredibile davvero. Noi solo nella città di Padova abbiamo avuto una risposta di circa 1800 persone che si sono messe a disposizione. Molte di queste non avevano mai fatto volontariato e si sono messe a disposizione proprio per gesti di solidarietà nei confronti della propria comunità, per consegnare delle spese, per consegnare i farmaci, per fare anche quello che prima questa mattina ha accennato il presidente del CSV Emanuele Alecci, cioè una visita anche alle persone che risultavano, incrociando i dati dell'anagrafe, i dati dei servizi sociali dei comuni, risultavano persone anziane che non hanno parenti residenti nella stessa città e nel momento in cui c'era il blocco degli spostamenti da comune a comune si sono trovate naturalmente sole. Grazie al volontariato che si è attivato per questa occasione è stato possibile andarli a visitare casa per casa tutti, solo nella città di Padova 3.500 persone e nell'arco di 3 giorni, in 72 ore, grazie proprio a questo apporto del volontariato, siamo riusciti ad entrare casa per casa, consegnare i dispositivi di protezione individuale, il foglietto con i numeri utili da chiamare e soprattutto quello che poi porta come valore aggiunto il volontariato, un sorriso, una vicinanza appunto nella relazione. Tutte queste persone che si sono messe a disposizione e che sono rimaste a disposizione fino praticamente a luglio, perché il progetto l'abbiamo di fatto sospeso solo alla fine di luglio, con l'inizio di agosto, per aderire al progetto dovevano compilare tutta una serie di dati personali, perché naturalmente tutte queste liste erano sempre condivise anche con la questura, la prefettura, perché ovviamente anche i controlli da quel punto di vista andavano formalizzati. Quindi a un certo punto ci siamo trovati con una banca dati notevole che ci dava una fotografia di quello che è il volontariato che si è attivato durante l'emergenza, che è completamente diversa da quella che è il volontariato, dalla fotografia del volontariato ordinario, chiamiamolo così. Normalmente appunto la media d'età dei volontari delle associazioni è molto alta, sono per lo più appunto persone sopra i 60 anni che si impegnano nelle organizzazioni. Di fatto non ci sono stranieri che si impegnano nelle organizzazioni di volontariato
e difficilmente sono persone che sono fuori sede, che quindi hanno residenze altrove o che sono a Padova per lavorare o per studiare. Invece, durante l'emergenza, viene fuori che l'80% di queste persone che si sono messe a disposizione hanno meno di 45 anni e che più della metà, il 55%, ne ha meno di 35, quindi la fascia giovanile era la maggioranza di questa disponibilità. Non solo, il 30% erano persone fuori sede, lavoratori o studenti che si sono messi a disposizione di una comunità dove loro lavorano e studiano, ma che non è la loro comunità di origine. Tra questi, l'8% del totale di questi 1800 volontari sono persone, cittadini stranieri, che appunto nel volontariato ordinario difficilmente partecipano, sono attivi o vengono coinvolti come volontari. Quindi abbiamo visto insomma che c'erano dei dati straordinari al di fuori di quello che ci si aspetta rispetto al volontariato normale. Sulla base di queste prime impressioni abbiamo coinvolto anche l'Università degli Studi di Padova, il Dipartimento di Psicologia di Comunità, e con loro abbiamo fatto delle ulteriori ricerche per cercare di capire quali erano state le motivazioni, quali gli approcci, i valori che mettono in campo queste persone, e grazie a questa ricerca e a queste analisi abbiamo insomma in parte una conferma di ciò che ci diceva anche il professor Zamagni questa mattina, cioè il fatto che per attivarsi a far volontariato l'aspetto valoriale è fondamentale, nel senso i giovani soprattutto hanno bisogno di proposte di valore forte. Quindi di fronte all'impatto emotivo che ha avuto l'emergenza Covid, naturalmente il fatto di poter essere d'aiuto per la comunità era una leva valoriale fortissima. Ma accanto a questi aspetti ne abbiamo scoperti altri che in qualche modo approfondiscono anche l'analisi che faceva il professore prima. E tra questi una cosa veramente molto interessante e che va tenuta in considerazione nello sviluppare anche percorsi di coinvolgimento del volontariato è che una dinamica che si osservava da tempo adesso è la sua massima espressione, che è quella del legame con un territorio molto circoscritto, nel senso che addirittura le persone che si sono messe a disposizione per la gran parte hanno dichiarato di farlo non per una sensibilità verso la comunità nazionale, verso la comunità umana neanche ne parliamo, verso la comunità nazionale o verso la comunità della città di Padova o della provincia, ma la stragrande maggioranza l'ha fatto per la comunità del proprio quartiere, del proprio vicinato. Quindi una visione della comunità che si stringe alla nostra prossimità più prossima, veramente il vicino di casa. Su questo si innesta poi il tema della concretezza, non solo valori forti, ma la necessità di avere un'immediata restituzione concreta di ciò che la propria attività di volontariato comporta nella comunità che ci circonda. Quindi il fatto di proporre una cosa immediata, semplice, comprensibile come consegnare una spesa a una persona che non può muoversi da casa, ecco che dà una restituzione immediata di un'attività che metto in campo e che vedo concretizzarsi grazie al mio contributo, raggiungo un obiettivo concreto e di quello poi vado fiero, me lo porto a casa come risultato concreto conseguito. Questi elementi ci portano a riflettere su come il volontariato stia cambiando. Non è vero che non c'è un volontariato giovanile, il volontariato giovanile è molto attivo, è attivo in ambiti e in modalità che non sono quelli storici tipici del volontariato. Però l'impegno civico, la cittadinanza attiva continuano, come hanno sempre fatto nella storia dell'umanità, a essere leve di impegno per i giovani. Io mi fermo qua, casomai dopo se c'è modo di approfondire riprendo parola. Grazie. E ascolto volentieri le vostre testimonianze. Molte grazie, dottor Gennaro. No? Grazie. Come
mi colpiscono da questa esperienza narrata, anche se per breve tempo, perché credo che il dottor Gennaro potrebbe parlarci di questa esperienza almeno per un paio d'ore, non mi sbaglio? Sì, un paio di giorni, se Ecco, volete. però mi hanno colpito molto due elementi, cioè l'esserci. Noi ci siamo, l'esserci è come l'eccomi, cioè la disponibilità in questo caso all'incontro. E poi l'altra cosa che mi colpisce molto è che il coinvolgimento per la condivisione di obiettivi trasparenti e concreti crea adesione, crea l'esserci, quindi non è un esserci a caso, no? Deve essere un po' organizzato, come si diceva stamattina. E ancora una volta questa esperienza di pandemia fa nascere delle risorse impensate che possono rimanere, quindi stanno già creando un presente diverso e un'ottica e un obiettivi futuri per un futuro diverso, come si diceva stamattina. E passerei subito alla presentazione del primo gruppo che chiamerei a presentarsi, a presentare la sua esperienza, che sono i nonni del cuore. Quindi inviterei la signora Giancarla. I nonni del cuore è una realtà che nasce legata a OIC di Padova, credo che si salga di là, sì. E il progetto di cui ora ci narreranno ha un paio di termini che mi, come dire, solleticano e che volevo con loro approfondire. E queste due battute di presentazione del loro progetto: il longevo attivo è chiamato a rispondere a diverse sfide. Quindi Giancarla, il longevo attivo è pronto a rispondere a diverse sfide, ci direte quali sono e quali sono questi percorsi di relazioni generative che avete individuato durante questa attività. Giocando con i mezzi Sì, ma adesso i nostri informatici. tecnici eccezionali vi assisteranno Si vede? anche in questo. Metto la dottoressa psicologa che sicuramente è esperta in informatica. Io intanto mi presento, sono Giancarla Milan, presidente dell'associazione Agora, terza età protagonista, e sono anche nonna del cuore. Ci siamo? A fianco la dottoressa Alessandra Bocchio Cavetto che cura il percorso di formazione appunto dei nonni del cuore in azione. Allora, prima di commentare le diapositive che ho preparato, volevo spiegarvi perché ho scelto di presentare questo progetto. Dalla nascita di Agora abbiamo attivato collaborazioni con diverse associazioni, università, regionali e internazionali, e abbiamo organizzato all'interno della Civitas Vitae, dove abbiamo la nostra sede, un infinito numero di incontri culturali di formazioni su varie tematiche. Ho scelto questo progetto perché coinvolge tutte le fasce di età e di fragilità. Per anni ci siamo battuti perché gli anziani uscissero dalla solitudine, perché non si rinchiudessero in casa senza avere relazioni, perché imparassero a reagire e a rimettersi in gioco con le loro grandi e preziose esperienze di vita. Ma da marzo questo non è più possibile. Poche sono le cose che sono concesse agli anziani, ma sicuramente a loro non è concesso di abbracciare i propri nipoti. La presentazione di questo progetto, e ringrazio la Commissione per averlo scelto, è dedicata a tutti i nonni che stanno vivendo questo difficile momento. E vuole essere un inno. Scusate, ma oggi è una giornata un po' difficile per tutte e due. Vuole essere un inno alla relazione nonno-nipote, oltre che un augurio di speranza e di fiducia che tutto riprenda come prima. I nonni e i bambini in particolare, ma tutti noi abbiamo bisogno di una carezza, del contatto umano, del pianto e di un sorriso condiviso, per vivere in una condizione di benessere fisico e psicologico. Ho fatto fatica a scegliere le diapositive che vedrete perché
In questi anni di attività di Nonni del Cuore, in questi 10 anni, le abbiamo scattate tantissime. Ho impiegato un sacco di tempo perché tutte mi riportavano a dei ricordi indimenticabili di nonni e bambini meravigliosi. Cominciamo. Ecco, il titolo del nostro progetto è, come vi ho detto, Nonni del Cuore. E Nonni del Cuore è un progetto dell'Associazione Agorà, laboratorio terza età protagonista Padova, e abbiamo la sede qui all'interno di questa grande struttura. Abbiamo partecipato al premio Gattamelata, faccio un po' di introduzione di quello che è la nostra associazione. Al premio Gattamelata 2019 ci è stato assegnato con la motivazione di aver saputo portare avanti il pensiero di longevità come risorsa, attivando progetti aperti al territorio locale e internazionale per contribuire a diffondere nella popolazione questa nuova forma di cultura sociale che vede la persona anziana e la persona longeva capace di costruirsi un nuovo progetto di vita integrato e utile alla comunità, con particolare attenzione ai giovani, promuovendo azioni di solidarietà intergenerazionale. La nascita di Agorà. Agorà è l'associazione che nasce ufficialmente nel 2006 per, volontà del professor Angelo Ferro. Tutte le persone ultrasessantenni che hanno frequentato i corsi gratuiti di terza età protagonista, sostituiti recentemente dai corsi di formazione protagonisti di relazioni generative. Agorà quindi rappresenta un punto di partenza per tutti gli associati che vogliono mettersi in gioco da veri protagonisti e da produttori di relazioni, sperimentarsi nuove attività a vantaggio degli altri soci e della comunità, in particolare per promuovere la solidarietà sociale tra persone anziane e tra generazioni, il tutto attraverso il loro impegno gratuito, esercitando un ruolo di civil servant. Ecco, qui c'è un'elencazione, un escurso di le varie attività, ma sono poche quelle indicate, che abbiamo fatto nel corso di questi 15 anni. Non sto qui ad elencarveli, ma vedete, avevamo già cominciato nel 2003 con attività culturali, eccetera, con i percorsi di terza età protagonista, vari progetti con enti locali, siamo diventati amministratori di sostegno, i primi nel Veneto, avevamo nel 2016 già 300 tesserati, abbiamo poi iniziato con i corsi del Nonno del Cuore che vi presenteremo, progetti europei internazionali, uno sportello di community caregiver, corsi di formazione in lingue straniere, corsi di informatica, assistenza scolastica nelle varie materie, anche a bambini con difficoltà di apprendimento, laboratori didattici nelle varie strutture in cui potevano adoperarsi i Nonni del Cuore. Nel 2019 sono iniziati i corsi protagonisti di relazioni generative ed è un percorso più moderno, più aggiornato rispetto al precedente iniziato del 2006, proprio per l'emancipazione dei nonni. I nonni moderni sanno fare più cose di quello che sapevamo noi nel 2003. Nel 2020 abbiamo iniziato attività durante il periodo Covid-19 e siamo riusciti a fare qualcosa anche in quel periodo. La progettualità dei Nonni del Cuore. Nasce l'iniziativa nel 2010 dal desiderio di promuovere un sempre maggiore incontro tra generazioni nelle diverse età della vita. Le capacità e le risorse delle persone anziane sostengono la crescita e il passaggio dell'esperienza e della memoria storica nella transizione da una generazione all'altra. Diceva il professor Ferro, non c'è futuro se non c'è storia. La Civitas Vitae Angelo Ferro offre un contesto facilitante per un intreccio di relazioni. Abbiamo il Museo del Giocattolo, il Centro Infanzia, la pista didattica per l'educazione stradale, il Palazzetto dello Sport che ci ospita oggi per le attività paraolimpiche. 3 associazioni, fra cui Agorà. Le attività dei Nonni del Cuore sono state addirittura inserite nel programma didattico della scuola d'infanzia Clara e Guido Ferro. Ecco, adesso faccio parlare un po' lei così io mi... Allora, grazie Giancarla.
Ecco, si continua giusto per dire una parola, perché ci si potrebbe chiedere come questa progettualità Nonni del Cuore si inserisce e poi si sviluppa a livello pratico e concreto. Allora, sostanzialmente l'idea è questa. Adesso vi mostro in una slide che però, ok, ecco qua. Ecco. Io non faccio niente. Allora, l'associazione in qualche modo crea un percorso di empowerment e formazione alla cultura della longevità attiva, quindi in qualche modo gli anziani iniziano a accogliere tutta una serie di informazioni che riguardano il modo migliore per invecchiare bene, e un po' alla volta scoprono le opportunità che ci sono di partecipazione attiva alla comunità. Alcuni di loro, appunto, già 10 anni fa espressero il desiderio proprio di poter fare attività con i bambini, e in particolare con bambini di diverse fasce di età, quindi diciamo così dai 3 anni fino ai 15, ma poi anche più avanti. Parlando di bambini, direi bambini e prima adolescenza, ma poi dopo anche coi ragazzi. Allora, appunto, 10 anni fa, già 10 anni fa, da un'intuizione appunto del nostro ex presidente Angelo Ferro, si pensò all'importanza di avere un percorso che accompagnasse questi volontari a sentirsi più sicuri nelle attività intergenerazionali, appunto anche con bambini molto piccoli. I percorsi per noi non sono squisitamente corsi di formazione, sono proprio percorsi, quasi un modo di crescere insieme nella reciprocità tra chi conduce il percorso, tra i vari interventi, tra le varie opportunità, e chi appunto li segue. Quindi in questi percorsi, ecco, grazie. In questi percorsi, in particolare quello che si chiama Nonni del Cuore in Azione, si toccano tematiche e anche la psicologia della prima infanzia, proprio per sensibilizzare i volontari a quello che è l'approccio migliore rispetto alle diverse età nella vita, anche a conoscere, considerando che si inseriscono poi a tutti gli effetti dentro un centro infanzia e che comunque accolgono bambini anche delle scuole primarie, sensibilizzarli anche ai nuovi approcci educativi, nuovi, insomma, quelli che sono della scuola di oggi, e non, utilizzando la memoria delle loro esperienze presso la primaria, anche se poi per noi diventa fondamentale l'unione di questi due aspetti, in modo tale che loro possano anche raccontare com'era la scuola di una volta rispetto alla scuola di oggi, creando proprio, una continuità intergenerazionale, a differenza invece magari del conflitto intergenerazionale, che vede giudicare un passato magari migliore del presente o viceversa. Ecco quindi che dopo questo percorso dei Nonni del Cuore in Azione, che è un percorso direi che prende per mano, accompagna il sentire dei volontari. Mi riallaccio a quanto detto stamattina dal professor Zamagni, perché anche la denominazione, se volete, Nonni del Cuore, è stata scelta proprio a testimonianza dell'affetto che appunto questi volontari vogliono in qualche modo tramandare, oltre alla conoscenza storica, ai bambini e ai ragazzini. Dopo questo percorso i volontari si inseriscono direttamente all'interno delle attività centro infanzia 0-6 anni, l'attività di educazione stradale del Museo del Giocattolo e tante altre attività che poi vengono presentate alle assemblee, che vengono presentate in altre occasioni, attività che però mi piacerebbe di cui potessimo parlare per un momento con Giancarla. Spendo solo una parola, perché il percorso è un percorso impegnativo, sono 17 giornate su temi psicopedagogici nelle varie fasce di età. Il percorso ha una metodologia attiva, un coinvolgimento diretto dei volontari anche presso proprio i contesti in cui si fanno già le attività. I volontari per noi sono preziosi, dico per noi nel senso che la progettualità Nonni del Cuore è una progettualità di Agorà, dell'associazione Agorà, con un accompagnamento di Fondazione OIC.
perché sono importanti e quindi non solo crediamo nell'importanza dell'accompagnamento precedente all'attività, ma anche successivo, quindi al coordinamento e alla supervisione delle attività, perché i volontari, incontrando i bambini di fasce di età molto diverse, si fanno carico di alcune situazioni talvolta anche, sensibili e anche difficili, e quindi è importante che non si sentano mai da soli. Nulla di più a livello di testimonianza. I primi diplomati sono stati del primo corso 10 anni fa, e adesso sicuramente diventeranno più di un centinaio, perché ogni anno noi portiamo avanti un'edizione sia del percorso con l'integrazione dei volontari nelle varie attività. Io lascio la parola a Giancarla, perché così puoi continuare alcuni aspetti. Sì, vabbè, lo facciamo vedere. Sì, noi abbiamo continuato ovviamente in presenza anche con i nuovi percorsi, e questo è solo valore di testimonianza. Da poco, proprio da 2 settimane, abbiamo ripreso in presenza, perché nel mezzo abbiamo fatto alcuni incontri ma online. Qui abbiamo il professor Angelo Ferro, a cui i Nonni del Cuore hanno regalato il primo lavoro manuale, ed era una bellissima barca, battello, una nave, no? Fatta di legno, in cui avevamo scritto: i nostri sogni non finiscono mai. Qui abbiamo i Nonni del Cuore al Museo Veneto del Giocattolo, quindi se vi guardate un po' in giro, ma sono tutti mascherati, abbiamo una rappresentanza qui davanti di questi nonni che da 10 anni fanno varie attività. I nonni sono andati anche in fiera con Sbandus, si travestono a carnevale, si lasciano anche coccolare. I Nonni del Cuore con gli anziani disabili e i bambini terremotati nell'Emilia Romagna. Abbiamo fatto attività anche nei campi dei rifugiati dal terremoto in Emilia Romagna. Nelle scuole primarie della città siamo andati in scuole fuori della Civitas Vitae. Qui siamo in una scuola di Chiesa Nuova, neanche farlo apposta, c'era anche la mamma di Sinigallia, che è stato sepolto oggi. Nonni del Cuore Centro Infanzia. Ecco, qui sono le attività che facevamo, sono foto di repertorio, però ancora attuale, speriamo di ripeterle. Certo che ci sono nonni che non ci sono più tra questi. Qui vediamo Alessandra Bocchio che aspettava le sue 2 gemelle, e quindi vedete poi un'altra foto dove sono già di grandicelle e adesso vanno a scuola. Quindi vedete, lei ha fatto il percorso assieme a noi. Spero che anche lei abbia imparato qualcosa da noi. Nonni del Cuore al Pistodromo, qui fuori avete visto, così venendo fin qua, avete attraversato un parco, c'è una fontana eccetera, lì vengono allestite 3 piste per fare una attività con i vigili urbani, la polizia municipale, le scuole, attività proprio di educazione stradale. I nonni affiancano i bambini. Abbiamo visto migliaia di bambini in questi anni. Job shadowing con il Belgio. Altri paesi imparano da noi che cosa intendiamo. Job shadowing è uno scambio di esperienze tra paesi. Noi abbiamo partecipato ad alcuni progetti Erasmus Plus europei, e è previsto questo job shadowing. Qui abbiamo il Belgio, un professore psicologo informatico del Belgio, che è venuto ad imparare da noi certe attività che noi facciamo con i bambini. Loro non le facevano e è già venuto 4 volte da noi per imparare. Qui siamo stati premiati, festeggiati, elogiati a Palazzo Moroni dal sindaco, dalle autorità municipali e da altre della città per i nostri 7 anni di attività. L'educazione stradale ha festeggiato 7 anni di attività. Quest'anno sarebbe stato l'8º che purtroppo si è dovuto interrompere.
abbiamo, ecco, avevo detto prima, tra le cose che facciamo anche scuola di lingue, impariamo le lingue straniere. I nonni devono conoscere anche le lingue straniere, perché se vogliono mettersi a contatto con i loro nipoti o con i bambini degli altri, devono sapere almeno un minimo indispensabile di quello che è il linguaggio nel sociale, nell'informatica, eccetera. Quindi facciamo corsi di varie lingue. E noi abbiamo insegnato, ovviamente mettiamo a disposizione tutte le nostre capacità, le nostre professionalità, però contemporaneamente abbiamo i giovani studenti, qualcuno anche di madrelingua, che viene a fare il corso a noi. Qui vediamo un ragazzo che adesso insomma è già all'università, che ci ha insegnato lo spagnolo e viceversa, quindi è proprio uno scambio culturale. I nonni del cuore. Allora, noi abbiamo partecipato, come dicevo, a parecchi progetti Erasmus+, che appunto sono quelli dedicati agli anziani. Vi abbiamo partecipato in Europa, ma abbiamo partecipato anche a progetti internazionali. Tra quelli che mi vengono in mente e che sono più, rapportati a uno scambio con generazioni, questa volta però non più con bambini fino a 14 anni, ma di scuole superiori, sono questi due progetti, il BCLT, Building a Community Legacy Together, quindi costruire insieme un lascito della comunità. In che cosa consisteva? Il professor Carl Pirmer della Cornell University di New York, insieme con l'Università Ca' Foscari di Venezia e l'Università di Malta, Agorà, Liceo Scientifico Morin di Mestre, abbiamo fatto una formazione di studenti, di anziani, anche disabili, vedrete poi dalle foto, con interviste sulle nostre esperienze e sui consigli da dare ai giovani nell'affrontare una vita serena e con successo. Un confronto con il progetto che era stato sviluppato negli Stati Uniti su 2500 americani. Quindi questo ricercatore Pilmer ha sviluppato questo suo progetto per la prima volta in Italia con l'associazione Agorà e con i nonni del cuore. Un altro progetto che è qui proprio quasi in casa, in città, è stato il progetto Scuola X. È un progetto che abbiamo fatto nel programma di alternanza scuola-lavoro con l'associazione IASI, Pronto Anziano, con la direzione scientifica del Ca' Foscari, Centro Servizi Volontariato, il Comune e studenti liceali di Padova. Il progetto prevede la formazione di 10 coppie, studente di scuola superiore e anziano, nonno di Agorà, opportunamente abbinati. Insieme abbiamo seguito un percorso sulle realtà dei servizi per adulti, auto e non autosufficienti. In seguito alle stesse coppie sono state presentate le conoscenze e le abilità necessarie per proporre un progetto di welfare per anziani. Tutto questo è stato valutato e poi premiato il miglior progetto, ma alla fine i nonni hanno rinunciato al premio del miglior progetto e tutto quello che c'era in palio l'hanno devoluto ai ragazzi, perché volevamo che fossero premiati tutti. E siamo finiti poi a Parigi. Qui ecco, vedete momenti del percorso di formazione con il dottor Cardin, siamo in ospedale a Padova, un altro siamo al centro al CSV, un altro percorso con la dottoressa Barbara Vaschiera della Ca' Foscari, la Torre Eiffel, inconfondibile, poi da quello schermo lì, non potevo pubblicarli tutti, e la foto a fianco, lì siamo all'interno di un ospedale di comunità e di una piccola struttura per anziani di Crépy-en-Valois. Guarda caso, la coincidenza, questo paese è diventato la Vaud francese perché è il primo focolaio coronavirus. Quindi quando in Italia noi parliamo di Vaud, in Francia parlano di Crépy-en-Valois. E noi ci siamo stati e abbiamo anche mangiato lì. Sì, vabbè. I ragazzi qui poi si ritrovano
con noi, no? A seguito del progetto Scuola X. Andiamo avanti per gli auguri, mi hanno detto di fare veloce. Qui le esperienze con la BCLT, ecco anche qui la presentazione del progetto all'interno della nostra struttura. Poi l'abbiamo fatto al Ca' Foscari, i ragazzi del liceo Morine presentano tutte le nostre risposte, i questionari, gli esiti insomma, della ricerca. E mi piace ricordare, ma ormai è passato, quello che aveva scritto una nostra, vai indietro un attimo, una nostra nonna che non c'è più: le esperienze difficili insegnano a godersi le piccole cose della vita che il mondo quotidianamente ti offre. Magari non te ne accorgi, ma quel tramonto di 1 o 2 giorni fa era una meraviglia e tu non ci hai fatto caso. Ecco, queste foto ricordano purtroppo nonni che non ci sono più e tante altre cose. Andiamo avanti. Ecco, quindi il sogno del professor Angelo Ferro, che sognava di vedere un centinaio di nonni del cuore attivi al Civitas Vitae, si è realizzato. Questo era il suo ultimo discorso dall'ospedale in videoconferenza ai bambini che si erano radunati per una festa organizzata dal Museo Veneto del Giocattolo. Quindi grazie nonni, e facciamo partire un video così giusto per fare un po' di allegria. Grazie. Sì, ce l'hanno. Video Nonni del Cuore. Dura 3 minuti.
Un grazie particolare alla generosità di Giancarla, della dottoressa, che oggi vivono un giorno molto particolare per loro. Grazie per averci presentato questa esperienza decennale di generatività, di creatività e vivacità intellettuale. È veramente una finestra sul futuro per tutti noi. Proprio grazie. E adesso passerei la parola a Giulia. Viene dall'esperienza dal Centro di Solidarietà Reggio Emilia del CEIS. Presenterà un progetto di inclusione comunitaria. Quando l'ho letto ho pensato subito al buon vicinato. La ricreazione, cioè ricreare, stimolandolo, il buon vicinato che è generativo di solidarietà, di relazione, questa parola che è la vera vittima del Covid, che viene rianimata dalle esperienze che stiamo condividendo in questo momento. Prego Giulia, grazie. Grazie. Sì, io sono Giulia Notari, sono assistente sociale e lavoro per il CEIS a Reggio Emilia, che è un ente di terzo settore che tradizionalmente si occupa di tossicodipendenza, quindi di recupero delle tossicodipendenze, ma oggi si occupa anche di molto altro, di comunità, abbiamo comunità per minori, abbiamo una casa di riposo per anziani, una scuola dell'infanzia, uno sportello per caregiver e assistenti familiari, ma diciamo che il CEIS da sempre cerca di lavorare a contatto con il territorio, promuovendo volontariato e automutuo aiuto. E per questo al suo interno ha dato vita a un'associazione di volontariato, quindi l'esperienza, il progetto di cui vi parlo oggi è promosso sia dal CEIS che da questa associazione Servire l'Uomo, che è appunto un'associazione di volontariato. L'esperienza di cui vi parlo è un'esperienza che nasce nel 2012 e che è tuttora attiva, prosegue tuttora. È un'esperienza che è avvenuta in 2 progetti, quindi in realtà sono 2 progetti di cui vi parlo, cercherò di essere molto sintetica, però quello che vorrei provare a fare è mettere in luce gli aspetti, i punti di forza di questi progetti, perché sono accomunati dallo stesso approccio e dalla stessa metodologia. E quindi vorrei provare a mettere in luce quelle che sono, appunto, per la nostra esperienza, gli aspetti veramente, le buone pratiche, ecco, quello che abbiamo imparato da questi progetti. E il contesto in cui abbiamo lavorato, grazie, sono appunto i quartieri popolari della città di Reggio Emilia. E quello che abbiamo fatto è stato fare lavoro sociale di comunità. Quando parliamo di lavoro sociale di comunità è importante capire che cos'è la comunità, provare quantomeno a definirla. E per comunità noi possiamo intendere o una località condivisa, o per comunità si può intendere anche un luogo di interessi condivisi. Ad esempio è comunità sia, non so, tutte le persone di origine albanese della città di Reggio Emilia, quindi persone che hanno appunto caratteristiche culturali e identitarie comuni, oppure che vivono specifiche situazioni problematiche o sono nella stessa fase del ciclo di vita, quindi non so, le neomamme della città di Reggio. Noi qui ci siamo occupati della comunità come appunto località condivisa e quindi abbiamo provato a migliorare la situazione di un intero gruppo di persone e di famiglie accomunate dal fatto che vivevano nello stesso luogo e ci siamo quindi occupati della dimensione di quartiere. Perché la dimensione di quartiere? Perché è una dimensione privilegiata, in quanto è un luogo di ridotte dimensioni, ma nel quale si svolgono quei riti, quelle azioni quotidiane che caratterizzano l'attività extralavorativa di tutti noi e che quando abbiamo iniziato a fine 2012, insomma 2013, erano in drastico aumento perché si sentiva forte l'impatto della crisi economica e quindi erano in aumento le persone disoccupate o che non riuscivano a entrare nel mercato del lavoro, che quindi passavano molto tempo a casa. Ed è una situazione che possiamo dire non essere molto diversa da quella di oggi, in cui siamo veramente costretti a stare sempre di più nelle nostre case e a vivere il nostro quartiere. Durante il lockdown potevamo proprio fare pochi passi fuori e quindi eravamo costretti a stare lì. Il primo progetto di cui vi parlo è quindi il progetto che abbiamo realizzato nel quartiere Giardino.
abbiamo iniziato a lavorare lì perché il parroco della zona aveva segnalato, trovandosi in un punto di osservazione privilegiato perché gestiva il centro d'ascolto della parrocchia, aveva segnalato che molte famiglie del quartiere Giardino stavano andando al centro d'ascolto a richiedere il pacco alimentare e il nostro centro è esattamente di fianco a questo quartiere. Inoltre anche noi avevamo iniziato a preoccuparci della situazione del quartiere perché alcuni ragazzi avevano danneggiato le vetrate della nostra organizzazione, della nostra sede. E quindi la sua preoccupazione era anche motivata dal fatto che, come vedete nella slide, il quartiere è disposto in modo circolare e quindi gli spazi all'interno del quartiere sono protetti dall'esterno, per cui c'era in lui la preoccupazione che si formasse una sorta di ghetto. E quindi, dopo aver parlato con noi operatori di questa sua preoccupazione, si è detto anche però disponibile ad impegnarsi per migliorare la situazione. Quali caratteristiche ha il quartiere Giardino? Abbiamo iniziato a provare a raccogliere qualche dato. È composto da 10 condomini, circa 450 residenti, 21 nazionalità diverse, quindi anche questo era già un dato significativo, e quindi quasi il 41% dei residenti di origine straniera. Ha la caratteristica anche positiva di avere spazi cortilivi interni al quartiere ed è collocato in una zona della città ricca di servizi, vicina al centro storico, con anche scuole e parrocchia attive vicine. E quindi che cosa abbiamo iniziato a fare? Abbiamo iniziato ad incontrare interlocutori potenzialmente attivi nella zona, quindi assistenti sociali, professionisti del terzo settore, anche politici, quindi insomma consiglieri comunali, che potessero darci delle informazioni sia le cosiddette hard, quindi quantitative, che soft, cioè quindi qual era la storia del quartiere, quali erano le dinamiche attorno alla zona presenti, insomma qualche informazione per capire le caratteristiche di questo luogo. Era un quartiere infatti popolare costruito negli anni 70 e che appunto era prevalentemente abitato da anziani che erano lì da tutta la vita, mentre gli appartamenti che negli anni si erano svuotati erano stati occupati da famiglie di recente immigrazione, quindi con famiglie anche numerose, con molti bambini e ragazzi. Per cui c'era una situazione in cui c'era una compresenza di anziani storici e di nuove famiglie giovani con tanti ragazzi, prevalentemente di origine straniera. E quindi ci siamo detti che era importante iniziare a capire, conoscere gli abitanti del quartiere, i loro vissuti, le loro storie, non soltanto per evidenziare i problemi, ma anche le potenzialità, come dire, le loro risorse, le loro capacità. E quindi abbiamo pensato che lo strumento più idoneo fossero visite casa per casa, e così abbiamo fatto. Dovevamo inizialmente essere legittimate a entrare casa per casa e quindi abbiamo chiesto una collaborazione al parroco di poter venire con noi a conoscere queste famiglie, ma abbiamo compreso subito la grande, in realtà sorprendente, insomma, disponibilità di queste persone ad accoglierci, e quindi nel tempo siamo anche andate da sole, parlo al plurale perché io ho svolto questa attività assieme a una collega nell'ambito del nostro tirocinio universitario che appunto svolgevamo all'epoca. E quindi abbiamo potuto in questo modo passare a una seconda fase, ovvero a definire quelle che erano le preoccupazioni delle famiglie, perché appunto attraverso le visite casa per casa abbiamo potuto comprendere quelle che erano ciò che preoccupava le famiglie, e quello che abbiamo potuto vedere è stata sicuramente una conferma delle preoccupazioni iniziali che ci aveva portato anche il parroco, quindi effettivamente il forte impoverimento delle famiglie, dovuto principalmente alla crisi economica, impoverimento che aveva anche creato molta tensione all'interno delle famiglie. Ricordo bene che nelle prime visite fatte, le donne, le madri di famiglia hanno portato proprio la fatica a convivere con dei mariti
da poco disoccupati che portavano proprio la frustrazione di non poter più essere di aiuto. E quindi hanno, oltre all'impoverimento e alla situazione nuova di povertà, c'era anche proprio la fatica a vedersi in questo ruolo passivo. Abbiamo poi rilevato anche la presenza di conflitti interetnici, quindi queste 21 nazionalità che effettivamente dai dati risultavano erano poi anche in conflitto tra di loro, e la difficoltà delle famiglie a educare i bambini e i ragazzi, soprattutto appunto nei momenti extra scuola. Legata anche al fatto che questi bambini e ragazzi non potevano accedere alle attività sportive o insomma a pagamento, quindi c'era anche questo motivo. Ma facendo queste visite l'idea di andare a casa delle famiglie era anche legata al fatto che volevamo creare con loro una relazione, cioè non soltanto raccogliere un bisogno, ma proprio capire se potevamo poi fare leva sulla loro disponibilità, le loro risorse, se c'era in loro quella che è una motivazione a prendersi cura dei propri problemi, della propria famiglia, ma anche del proprio quartiere, della propria comunità. E questo l'abbiamo trovato. Effettivamente abbiamo trovato persone anche motivate appunto a intraprendere quantomeno un ragionamento sul cosa poteva essere fatto per fronteggiare questi problemi. E quindi con loro abbiamo deciso di incontrarci per provare a, come dire, dare corpo a una progettazione condivisa, quantomeno per capire su che cosa potevamo muoverci assieme. E proprio in quel periodo è arrivata alla parrocchia la disponibilità da parte di un supermercato Coop a donare tutte le sere i prodotti freschi. Era una risorsa molto importante, ma faticosa da gestire per la parrocchia e per la nostra organizzazione, perché significava andare ogni sera alle 8 di sera, orario di chiusura del supermercato, a ritirare tutto il fresco. E quindi in questa fase ci siamo veramente rivolti alle famiglie chiedendo loro che cosa potevamo fare. Noi non avevamo una soluzione, però volevamo capire insieme se potevamo fare qualcosa. E quindi è nata così la volontà di lavorare insieme proprio per riuscire a migliorare le condizioni di vita e le relazioni all'interno del quartiere attraverso anche questa risorsa che veniva dall'esterno. Quindi abbiamo condiviso insieme la finalità attraverso cui orientarci e che ci avrebbe tenuti insieme, e abbiamo iniziato a incontrarci regolarmente per definire strategie e attività. A questo punto, quindi, sintetizzo proprio per non annoiarvi troppo con i dettagli, abbiamo avviato un'attività di recupero e di distribuzione di alimenti gestita assieme alle famiglie del quartiere. È evidente che quando si avviano questi tipi di progetti di comunità non si ha l'ambizione di lavorare con tutti, ma con un iniziale gruppo di persone interessate, un iniziale gruppo che poi si è allargato nel corso del tempo e si è allargato anche a altre attività. Abbiamo quindi col tempo poi ragionato delle problematiche di educazione, delle problematiche legate al che cosa fare con i bambini e i ragazzi nei pomeriggi liberi, e quindi è nato inizialmente un'animazione di quartiere. C'era una volontaria della parrocchia disponibile a occuparsi di questa attività, e poi dopo da lì è nata poi la proposta assieme ad altri volontari di provare a organizzare un doposcuola, anche qui sempre in collaborazione con le famiglie, per cui un gruppo di volontari che abbiamo contattato e riperito all'interno del quartiere, all'interno della parrocchia, ha poi dato vita a queste attività nelle quali le madri dei bambini e dei ragazzi che partecipavano al doposcuola si occupavano anche loro dei compiti, per quanto gli era possibile, di organizzare la merenda, di pulire i locali e di allestire gli spazi per le attività. Sempre con questo processo è nato anche un gruppo per il sostegno all'abitare, perché per molte famiglie in quel periodo erano iniziati alcuni sfratti, ed è nato anche uno spazio di ascolto e di confronto per ragazzi e adolescenti. E quindi ecco, questo progetto ci ha ancora una volta insegnato che proprio spesso
i residenti, i cittadini hanno l'aspettativa che siano i servizi a risolvere i loro problemi, ma i servizi da soli non sono in grado di appunto rispondere e trovare delle soluzioni ad ogni problema, e quindi solo assieme abbiamo entrambi capito che era possibile veramente andare a promuovere delle soluzioni che fossero sostenibili e praticabili per tutti, e questa modalità ha permesso a questa attività di proseguire nel tempo, perché evidentemente è un'attività che, proprio perché promossa assieme alle famiglie che usufruiscono poi di questi servizi, parlo della distribuzione alimentare del doposcuola, è un'attività che con poco può sostenersi nel tempo. Ci siamo quindi chiesti se questo processo fosse replicabile. L'abbiamo sperimentato in un altro quartiere, un quartiere molto più complicato, un quartiere della zona stazione della città di Reggio, un quartiere che si sviluppa per il lungo, in cui sono presenti molte più famiglie. È un quartiere abitato da circa 4.000 abitanti, di cui il 70% sono stranieri. Per svolgere qui il progetto ci siamo anche appoggiati all'università, che ci ha permesso ci ha accompagnato valutando l'impatto di quanto andavamo a realizzare in questo quartiere, perché volevamo capire se effettivamente il processo che avevamo avviato nel primo quartiere potesse effettivamente produrre i benefici che ci era sembrato di cogliere, e quindi ha valutato questo progetto accompagnandoci da un punto di vista metodologico, e qui il processo è stato analogo, non ve lo sto a ripetere perché è sempre partito con le visite casa per casa, con incontri con le famiglie per andare a definire la finalità verso cui lavorare, le azioni e le strategie con cui portare avanti le attività. Anche qui sono nate attività analoghe. La differenza è che abbiamo anche favorito un dialogo con l'amministrazione comunale, perché era un quartiere che anche sulle pagine dei media veniva sempre rappresentato come un quartiere molto problematico, in cui era forte il disagio sociale, un quartiere di tossicodipendenti, di prostitute, quindi era importante creare un dialogo con l'amministrazione perché si potesse agire in modo strutturale sul quartiere. Quindi anche questo, come dire, è uno degli esiti possibili di un lavoro di comunità. 2 minuti. Sì, gli effetti. Brevemente, che cosa abbiamo potuto rilevare in questi 2 progetti? Sicuramente l'aumento del senso della cura del sé e della dignità. Molte famiglie hanno anche migliorato la conoscenza della lingua italiana, il modo con cui si presentavano agli incontri, proprio abbiamo potuto vedere in loro un cambiamento, un prendersi cura, non soltanto il prendersi cura del proprio quartiere ha significato anche prendersi cura di se stessi, quindi anche veramente la cura di sé e il modo con cui si presentavano e si curavano. La logica del dono, cioè il traghettamento verso una logica del dono, nel senso che alcune delle persone che partecipavano alla distribuzione alimentare a un certo punto hanno migliorato la loro situazione economica è cambiata e non avevano più bisogno di partecipare a queste attività, hanno così fatto un passo indietro, ma si sono resi disponibili a continuare a collaborare come volontari a questo progetto, perché sentivano importante il continuare a prendersi cura senza bisogno per forza di un ritorno in termini in questo caso di cibo. E quindi è aumentata anche l'appartenenza al proprio luogo e alla propria comunità. Questo l'abbiamo visto perché sono nate tantissime alleanze, prima albanesi coesi contro arabi, poi le donne contro gli uomini, poi le mamme contro chi non ha figli. Però queste alleanze e questi conflitti che sono nati ma sono stati accompagnati hanno portato proprio a creare un senso di appartenenza alla propria comunità. I principi quindi che hanno guidato questo lavoro, nuovi cittadini attivi e inclusivi, diciamo che anche qui questo progetto ha promosso l'empowerment nelle persone che hanno acquisito consapevolezza, un sentimento di forza. Il gruppo ha imparato che le frustrazioni e i problemi possono essere anche motore per un cambiamento positivo. Qui non la leggo perché sarebbe lunga, però è una frase di una donna, leggo solo la prima frase.
che dice però piano piano si impara a dividere le cose con gli altri, si impara la pazienza. Una frase significativa la leggo qui: io ho anche imparato una cosa, che anche se ho ragione non sempre la cosa è giusta, devo dividere il mio parere, giusto o non giusto, con gli altri per imparare a rispettare gli altri, così mi rispettano, no? Quindi l'idea che il mio pensiero, quello che penso io, vale solo se è condiviso, anche se è giusto o sbagliato, l'importante è che sia condiviso, sia all'interno di un processo di riflessione, di dialogo. I principi che hanno guidato questo lavoro in sintesi sono: uno, ne abbiamo parlato tanto stamattina, la reciprocità, anche come operatori, cioè prima di tutto come operatori, anche noi siamo soggetti fragili che da soli non sanno trovare le soluzioni, ma serve mettersi in gioco e assieme alle persone che portano i problemi provare a cercare delle soluzioni. Ogni problema può avere 1000 soluzioni. L'altro principio è quindi l'indeterminatezza, la flessibilità, sapersi muovere assieme alle persone con cui e per cui in teoria lavoriamo. Covid, a livello nazionale, un'impennata, si diceva poco fa, impennata del 40% delle richieste di aiuti alimentari. Altro problema, la mancanza di informazioni comprensibili, la burocrazia, regole rigide per accedere ai servizi di aiuto, ai servizi di base. Cosa fanno i progetti di comunità? Permettono di ripianificare gli interventi, quindi essendoci una rete, eravamo in rete con il CSV di Reggio Emilia, è stato possibile mantenere l'attività grazie a un nuovo volontariato che è arrivato, che si è attivato per la pandemia, che ci ha permesso di continuare le attività, ovviamente non le attività di doposcuola, ma l'attività di distribuzione, stante insomma le regole del distanziamento, igienizzazione, mascherine, eccetera. È stato possibile quindi dare continuità alle attività per i vecchi bisogni, ma anche di definire nuove strategie e creare nuove attività in risposta ai nuovi bisogni. Ad esempio abbiamo aperto uno sportello per il supporto informatico, un esempio tra tutti, per fare lo SPID, che oggi serve per qualsiasi cosa, ma è molto complicato da fare, parlo per esperienza personale. Quindi ecco, insomma, per concludere, in una situazione di grande vulnerabilità, l'avere un lavoro di comunità, coesione sociale, reti attive, può forse rafforzare quella resilienza che serve nei casi poi di fragilità. Grazie. Giulia, grazie. Grazie, un bellissimo progetto di inclusività culturale, manifestazione, prova che la promozione umana migliora l'esistenza, migliora la relazione attraverso l'autogestione di attività di cui si diventa protagonisti. Quindi è un progetto, grazie davvero al CEIS. Come Giulia ci ricordava, le fragilità anche di noi operatori vengono superate dal lavorare insieme, dalla condivisione, che magari ci fa fare le scelte non giuste ma le meno sbagliate. E inviterei le colleghe della Fondazione Sacra Famiglia a salire per presentare un loro progetto, che è un progetto particolarissimo, l'hanno chiamato Legami in Opera, mette insieme, come dicono loro, due fragilità, e prima, quando ci siamo conosciute, io ho detto due fragilità per creare delle risorse impensate. Infatti è un progetto che vede insieme persone disabili e detenuti della casa circondariale di Opera di Milano, mi pare, sì, che hanno fatto delle attività ludico-artistiche da cui sono nate degli esiti di cui ci parleranno oggi le due colleghe. Anche per voi 20 minuti, così lasciamo spazio, abbiamo altri 3 progetti da ascoltare, per cui io vi fermerò, sarò inesorabile, vedete di organizzarvi. Molte grazie. Grazie a voi. Buongiorno, io mi chiamo Barbara e qui c'è la mia collega Emanuela. Veniamo da Milano, lavoriamo entrambe in Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Noi oggi vi presentiamo un progetto promosso da 2 realtà che sono appunto Sacra Famiglia e Associazione in Opera.
Faccio una brevissima introduzione per presentare un po' le due realtà, perché come è stato un po' anticipato, sono profondamente diverse tra di loro per obiettivi e finalità. Fondazione Sacra Famiglia, che esiste da 120 anni, si occupa di cura ed assistenza continuativa a persone con fragilità complesse. Offre residenzialità a più o meno 3.500 persone distribuite nelle sue 19 filiali. Ad altrettante offre servizi in modalità semiresidenziale, domiciliare e di counseling per l'autismo. Invece Associazione in Opera è un'associazione che esiste da 4 anni ed è attiva all'interno del carcere di Opera. Nata dall'iniziativa di un gruppo di volontari che hanno desiderato promuovere all'interno del carcere con delle persone, con dei piccoli gruppi di detenuti particolarmente motivati, promuovere percorsi di giustizia riparativa e quindi arrivare con delle proposte di attività concrete che volgessero appunto nella direzione del donare il tempo e le proprie capacità. Cosa c'entrano queste due realtà? Apparentemente veramente niente. Il progetto nasce da un incontro scaturito dalla richiesta di un gruppo di detenuti. Tutto nasce in un sabato mattina all'interno di uno dei loro incontri in cui Giovanna, che è la referente per questo progetto del carcere di Opera, riceve questa richiesta molto sentita, molto forte da parte di questo gruppo di uomini in cui hanno evidenziato il loro desiderio di sentirsi utili, di poter mettere a disposizione il loro immenso tempo per qualcosa di concreto e di utilità sociale. Hanno inizialmente pensato di potersi dedicare ad un gruppo di persone anziane e quindi si immaginavano un gruppo di persone anziane con cui poter fare dei giochi sociali, tenere compagnia, fare proposte di stimolazione e quant'altro. Giovanna è arrivata a Fondazione per un discorso di relazioni, di conoscenze, e quando io ricevo la proposta di una collaborazione con loro, ragioniamo sul fatto che col soggetto anziano era un po' difficile riuscire ad arrivare all'interno del carcere affinché fossero soggetti di un'azione di volontariato. Però noi avevamo tra le mani una realtà altrettanto preziosa e altrettanto ricca e quindi ci siamo proposti in questo progetto di entrare con un gruppo di persone con fragilità psichiche e comportamentali, ma con un buon repertorio di autonomie e di abilità sociali. Il progetto quindi inizia a prendere corpo come un incontro tra realtà che partivano da un bisogno molto simile, quello di viversi la libertà delle relazioni e un grande desiderio di inclusione sociale, esattamente nella stessa misura. Abbiamo immaginato una sorta di volontariato a specchio mentre è andato realizzandosi, e cercherò di spiegarvi che cosa intendiamo. Quindi il progetto come fondamento ha la richiesta di questo gruppo di uomini, di detenuti, che però non avevano assolutamente in mente come approcciarsi ad una persona con disabilità psichica, cosa poter offrire, come parlare, come potersi proporre, eccetera, eccetera. E quindi abbiamo pensato, io in qualità di responsabile della struttura che accoglieva questo gruppo di persone disabili, Emanuela col suo ruolo di educatrice, abbiamo pensato di partire da dei momenti di formazione
E quindi ci siamo presentate in carcere per un paio di incontri e abbiamo raccontato un po' qual era la realtà istituzionale in cui la persona disabile, nel nostro caso, trascorreva la vita, e quindi rappresentando una struttura fisica quasi per certi versi simile un po' alle mura del carcere, perché immaginatevi una grande istituzione, un pachiderma organizzativa che non è paragonabile al carcere, perché le persone sono assolutamente autonome, quelle che possono hanno delle attività esterne, eccetera, eccetera. Però la cultura istituzionale è un po' ingombrante, e quindi questa è stata una delle primissime sfumature che abbiamo intravisto, che ci mettevano un po' allo specchio. Dopodiché all'interno di questi incontri abbiamo cercato di tracciare un po' le caratteristiche dei nostri pazienti, dei nostri ospiti. In Sacra Famiglia li chiamiamo ospiti, e ragazzi, ospiti, a volte anche se sono degli adulti ci scappa il ragazzi, ma vabbè. E niente, quindi finito questo approccio formativo abbiamo iniziato a concretizzare la nostra presenza all'interno della struttura. Io, per rappresentare che cosa facevamo concretamente nell'arco di questi incontri, che sono andati da giugno dello scorso anno a gennaio più o meno, sì, poco prima del lockdown, do la parola a Manuela, che è l'educatrice che fisicamente è stata... Ah, non ho parlato dell'associazione in opera, vero? No, sì, l'ho detto, sono un po' agitata. Sì, perfetto, ok. Allora, lascio la parola a Manuela, che vi racconta che cosa è successo concretamente durante gli incontri. Sì, no, anche meno. Allora, concretamente, piacere, sono Manuela, sono educatrice di fondazione da diversi anni, decenni, e devo dire che ho accolto la proposta del progetto con perplessità, ma con giochiamocela, no? E quindi che cosa è successo? Complicato all'inizio è stato spiegare ai miei ragazzi, come li chiamo io, che cosa andavamo a fare, perché devi sempre usare con loro un linguaggio di mediazione, cioè difficile dire andiamo al carcere di Opera a fare qualcosa. E quindi all'interno di momenti che si ripetevano nell'arco del tempo, abbiamo cercato, io e il mio collega, di spiegare loro che cosa andavamo a fare, usando magari e portando il linguaggio alle loro possibilità. Quindi, guarda, usciamo in macchina, andiamo in un posto dove troveremo delle persone che comunque sono chiuse dentro. Poi alcuni di loro avevano la percezione di sapere cos'è la prigione, sì, andiamo in prigione. E quindi abbiamo avuto questi momenti di spiegazione. Dopodiché c'è stato il primo approccio e la prima entrata, che è stata particolare, perché comunque la bellezza di questa cosa era che ti incontravi due realtà che si incontrano, due mondi sconosciuti, ma che avevano un sacco di similitudini. E quindi il primo momento, l'entrare in un contesto dove la regola e la rigidità e il rispetto di queste regole che venivano, è stato un momento, un impatto difficile. Quindi siamo arrivati e lì non siamo stati visti o accolti come comunemente, quando io mi metto dalla parte dei disabili perché ormai sono abituata a ragionare così. Non siamo arrivati e siamo stati accolti come potremmo essere accolti in altri contesti. Lì siamo stati accolti come chiunque, per cui l'ingresso è stato: voi state lì, andate di lì, le guardie penitenziarie toste, se posso permettermi, per cui il primo approccio è stato faticoso, anche perché
spiegare ai ragazzi che dovevano lasciare i loro effetti personali, che avevano, cioè, le loro cose in tasca, che lo devono lasciare sul pullman e che non si potevano portare le loro cose nei vari step che abbiamo dovuto attraversare, quindi mettiamo la borsa sul rullo perché devono controllarci, passiamo sotto lì, attenzione, suona l'allarme, che cos'hai in tasca? Tira fuori le cose, no, non posso, no, non le tiro fuori, quindi superare le resistenze sia degli ospiti che delle cose. Poi è stato magico perché subito dopo queste prime difficoltà già hai visto il cedere delle guardie penitenziarie che si sono accorti di chi eravamo noi. E quindi l'entrata e l'incontro con queste 20 persone, 20 detenuti, alcuni con pene molto... perché il carcere di Opera comunque è un carcere duro, dove ci sono pene importanti. E quindi vedere questi omoni con una corazza, che ci guardavano con diffidenza, ma che ci hanno subito accolto. E lì, piano piano, è stato veramente per me prezioso la ricchezza di quello che è successo. Abbiamo trovato un pretesto per giustificare questo incontro, che voleva essere una cosa di tipo due umanità che si incontrano, due universi che si incontrano. E il pretesto è stato: costruiamo degli strumenti musicali che noi di Fondazione useremo durante un recital a Natale, e quindi costruiamo questi strumenti. Allora, anche lì è stato straordinario vedere quanto la creatività da parte dei detenuti, che si sono ingegnati a proporre soluzioni per costruire il tamburello, per costruire la maracas, con i materiali più disparati che potevamo avere a disposizione, perché ogni entrata dovevamo consegnare un elenco di oggetti, ma che ci venivano un pochino poi bloccati, per cui questo non può entrare, questo. E loro fantastici, dico, ho imparato ad apprezzare veramente senza pregiudizio quello che c'è dall'altra parte. E quindi in questi incontri facevamo nella pratica costruivamo nella pratica questi strumenti, ma quello che era la magia vera era quello che andava a svilupparsi all'interno di questi uomini che pian pianino si sono legati, quindi il vedere l'affettività che piano piano andava a svilupparsi. Finito? Faccio la conclusione? Sì. Grazie. Allora, concludiamo. Sintetizzo la magia conclusiva che abbiamo tutti vissuto all'interno di questa esperienza. Per i detenuti è stato incredibile la scoperta del rapporto umano e del sentirsi così preziosi e importanti per qualcuno. Abbiamo visto cadere 1000 barriere, resistenze proprio emotive e proprio, come diceva Manuela, la vicinanza tra le persone. E per i detenuti in generale è sempre molto difficile rielaborare i propri percorsi e le proprie azioni, anche quelle buone.
e quindi è stata una grande palestra di sperimentazione affettiva e di aiuto all'altro. Per i nostri ragazzi, i nostri ospiti, invece è stata veramente l'occasione di sentirsi protagonisti di un'azione che per una volta non ricevevano ma offrivano e donavano. Vi volevamo far vedere un video, dura 3 minuti, non si può sforare. No, io chiedo già subito al gruppo poi del Teatro Vince che da bravi attori loro in 10 minuti ci spiegheranno, quindi Dai. 3 minuti li regalano a voi. Va bene. Sì, in questo video ascolterete, oltre a vedere le immagini, la poesia di un detenuto. Questa è stata un'esperienza forte perché tutti i detenuti hanno iniziato a scrivere delle cose, proprio per esternare quello che stavano provando. Una delle immagini più forti che ci ha lasciato un detenuto è stato il considerare la fine pena della persona disabile che aveva davanti, confrontandola con la propria. Questo ha scatenato tutta una serie di vissuti, di pensieri, e abbiamo visto proprio il passaggio dall'incontro intenso e sofferente a quello gioioso della scoperta di un mondo che davvero ha fornito una ricchezza a tutti. Siamo molto felici di essere riuscite a raccontarvelo, speriamo, in modo esaustivo. Ok, col video, grazie. È uno scritto che ho fatto per i nostri amici che ci vengono a trovare qui nel carcere di Opera. Il giovedì sono i nostri cari amici che noi attendiamo sempre con ansia. Lo scritto si intitola Era un parco immenso. Era un parco immenso, di verde mozzafiato e pietre ridenti. Era un parco immenso, con fiori mirabolanti e profumi primaverili di campo. Era un parco immenso, con finestre altissime, dentro stabilimenti che a guardarli era l'Olimpo. Timide mani mi salutavano, alternati a forti abbracci, compagne di avventura passeggere. Ridevo di un'ilarità scompaginata, vi attendevo con il gaudio di chi ha deposto le armi, salutandovi con una mano, quasi dimentica di gesti del quotidiano. Siete i miei amici del giovedì. Passeggiavamo in quel parco immenso, ridevamo in quel parco immenso, costruivamo in quel parco immenso. Voi, i miei amici del giovedì. Scherzavamo in quel parco immenso, parlavamo in quel parco immenso. Voi, i miei amici del giovedì, sorridenti, tendendo la mano. Io osservavo malinconico, pensando che mai nessuno come voi si è preso cura di me. Poi uno di voi imboccava un'armonica richiamando la mia attenzione con le note di O Sole Mio, e io mi affrettavo a cantare con lui. O sole mio, sta in fronte a te che il sole ce l'hai in viso tutti i giorni. Poi la guardia arrivava, apriva il cancello che dava sul parco immenso e, silenziosa, ci indicava il corridoio da percorrere. La sua puntualità era quella del dovere, il suo silenzio quello della pena. Non c'è flessibilità per l'amicizia incarcerata. Attraversavamo cancelli che risuonavano i rumori metallici. Andavamo via sempre, dopo 2 ore esatte, sempre, dopo 2 ore esatte, attendendo il parco immenso dall'ultimo cancello, salutando i miei amici del giovedì dal penultimo, ripensando al parco immenso da sempre, da mai. Guarda che bello, guarda Livio, ti vedi? Non ce l'hai il testo, Giovanni?
Bravissime. La conoscenza delle diversità crea avvicinamento e accoglienza. Le nostre due colleghe, insomma, ce l'hanno dimostrato, ce l'hanno detto con il cuore, anche con l'emozione, che abbiamo molto apprezzato. E quindi serve un pretesto, pazienza, determinazione, professionalità. E adesso il Piccolo Rifugio continua nella presentazione di un progetto in cui il teatro è mediatore di inclusione, ancora una volta l'inclusione, intergenerazionale, perché attraverso il teatro si possa approcciarsi anche in leggerezza alla disabilità. Prego, maestro. Maestro, mi viene da ridere, no? Sono semplicemente fortunato di poter essere qui a raccontare una delle cose più belle che mi capita di fare per lavoro. Io mi chiamo Tommaso e collaboro con il Piccolo Rifugio di Vittorio Veneto che, come leggete nelle slide, giusto? Sì, perfetto, è da 63 anni, accoglie persone con disabilità. Oggi sono circa 35 le persone accolte in questa casa nel centro di Vittorio Veneto. Ecco, esatto, e siamo, diciamo, parte di una famiglia. I piccoli rifugi sono 6 in tutta Italia, 4 in Veneto, 1 in Friuli Venezia Giulia ed 1 in Lazio, e nasciamo dalla serva di Dio Lucia Schiavinato che a San Donà di Piave nel 1935 accolse le persone con disabilità raccolte proprio dalla strada. È l'esperienza di cui ha parlato stamattina il dottor Facci alla fine delle relazioni. Ecco, il Teatro Vince è il nome del progetto e l'abbiamo chiamato così quest'anno anche se è un progetto che nasce da collaborazioni consolidate, un progetto che va avanti da anni, e abbiamo la fortuna come Piccolo Rifugio, come casa e famiglia per persone con disabilità, di poter contare su molte collaborazioni ormai consolidate, una delle quali è con l'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponte, che è un'eccellenza teatrale veneta se non nazionale e che qui è rappresentata dall'amico Silvio che dopo interverrà. L'altra è la Tenda TV, è appunto la nostra piccola televisione cittadina, televisione web TV cittadina, il centro di servizio di volontariato della provincia di Treviso, quindi i vostri colleghi, e l'associazione Lucia Schiavinato, che sono, diciamo, l'associazione dei nostri volontari. A questi si aggiungono il comune di Vittorio Veneto, che è casa nostra, il comune di Conegliano, che ci ha dato una mano per questioni amministrative, e il liceo Flaminio, che è una delle scuole superiori cittadine. Come dicevo, questo è un progetto che va avanti già dal 2011-2012, nato proprio da un'idea del Centro di Servizio Volontario di Treviso, e in particolare di Erika De Pieri, che volle inventarsi questo laboratorio scuola volontariato e trovò nel liceo Flaminio e nella professoressa Farolfi fertile sponda. Quindi appunto dal 2011 che ogni anno va avanti, e ogni anno le uomini e le donne del Piccolo Rifugio si aspettano a ottobre: ma quando inizia teatro? Quest'anno abbiamo avuto la fortuna di ci siamo andati a cercarci la fortuna di un finanziamento regionale, perché uscì questo bando che si occupava proprio di teatro per le scuole, e quando lo lessi disse: questo qua è nostro, e per fortuna sì, siamo riusciti a ottenerlo. Appunto siamo classificati terzi in tutta la regione, e quindi appunto abbiamo un contributo della regione di 12.000 euro più o meno, che richiedeva un cofinanziamento nostro di quasi 6.000 euro, e diciamo più o meno con i conti ci stavamo. Dopodiché, questo è il progetto come è partito a ottobre. Ovviamente adesso col fatto del Covid tutto un po' stravolto ma non morto, come ci spiegherà meglio Silvio dopo. Ecco, diciamo appunto il punto di partenza è che fare teatro insieme agli studenti per i nostri uomini e donne, che sono spesso uomini e donne piuttosto anziani, è anzitutto una fonte di benessere psicofisico, è la gioia, è l'emozione, è il sentirsi utili, è il sentirsi capaci. Io ricordo appunto durante le prove Monia, che è una ragazza, che è una donna in carrozzina, che non riesce a esprimersi con la bocca, però esprime la sua emozione muovendo urticosamente le gambe e le braccia, ed era emozionante. Così come anche ricordo di aver visto, io seduto nel buio del teatro, lo spettacolo finale, aver visto Patrizia, persona cinquantenne, chiusa, con tante insicurezze, con una storia tormentata di disabilità acquisita alle sue spalle, cantare solista, mi ricordo Montagne Verdi, e aver fatto veramente tanto d'occhi, perché mai mi sarei immaginato che Patrizia avesse il coraggio di fare queste cose, ma il teatro fa anche queste magie evidentemente. Però appunto, diciamo, quindi fare con gli studenti è
diciamo, la prima attrazione per i nostri uomini e donne. Altrettanto parte del loro benessere, della riuscita di questo progetto, che permettetemi di dire questo bellissimo progetto che gli voglio tanto bene, sono appunto le educatrici e il personale del piccolo rifugio che si occupano di scegliere le persone più adatte fra le nostre a partecipare, perché ovviamente non tutti possono essere interessati, perché, viva Dio, il teatro lo fa chi vuole, non è che li prendiamo con le truppe cammellate e li portiamo sul palcoscenico. E poi c'è sempre il classico, chi ha lavorato con disabilità lo saprà, la persona magari che si blocca, che il giorno non vuole fare, o che si spaventa, o che ha quel momento di crisi, quindi bisogna prendere, con la competenza delle educatrici, scegliere e accompagnarle. Le volontarie che vengono a fare le prove insieme agli studenti, i registi come loro appunto, che non sono come dire, dilettanti del teatro, ma registi professionisti che come gentilmente prestano a noi l'opera che altrimenti farebbero in altri campi, e gli insegnanti che sono quelli che nelle scuole poi vanno fisicamente a dire andate a fare questo progetto, è bello, e ci sono studenti che l'hanno fatto 2 o 3 anni di seguito che confermano sì è bello, e quindi appunto si crea una ovviamente gli studenti prestano più fede al passaparola dei loro pari che non alle parole ex cattedra degli insegnanti. Ecco, diciamo, ho provato a riassumere il senso del progetto in questa immagine che ho sfacciatamente rubato in rete, come vedete dai loghi 1, 2, 3 RF. Diciamo, il Teatro Vince, il nostro progetto, è come quella piccola goccia al centro che cade e diciamo, ha tanti livelli di sensibilizzazione successivi, perché il primo livello è quello dei 15-20 studenti del liceo o delle altre scuole superiori cittadine che partecipano e che quindi appunto una volta a settimana per tutto l'anno scolastico per un'oretta e un quarto incontrano le persone con disabilità e quindi come dire per forza di cose li conoscono, si interrogano, si pongono il problema della disabilità, si lasciano interrogare. Il passaggio successivo, grazie, poi però c'è anche chi magari vuole partecipare al progetto ma non è tagliato per fare l'attore, e sono le persone che si sarebbero dovute occupare nel progetto di fare i costumi o le scenografie di questo piccolo spettacolo, attingendo ai corsi di scenografie e di costumi dell'Accademia Teatrale, quindi appunto offrendo ai studenti di questi corsi la possibilità di cimentarsi con l'allestimento di un vero spettacolo. Ci sono poi gli studenti che lo spettacolo lo vengono a vedere, perché appunto negli anni precedenti, a fine anno si noleggiava il teatro cittadino, si stipavano 400 studenti in platea e in orchestra a guardare lo spettacolo, e appunto gli studenti vedevano i loro compagni che avevano fatto, prima ancora che vedere le persone con disabilità. E ancora appunto, sempre ad allargare ancora il cerchio d'onda che avete visto nell'immagine precedente, lo stesso progetto veniva poi raccontato anche attraverso i mass media locali, che fortunatamente ci vogliono bene. Lo stesso progetto era previsto, nel progetto regionale avevamo previsto di fare un documentario grazie a quella televisione di cui ci parlavamo prima, che raccontasse in qualche maniera il dietro le quinte, non per vantarci, non perché pensiamo di fare chissà che capolavoro, ma da una parte per, appunto, in vista di cose come queste, poter raccontare quello che abbiamo fatto, e dall'altra anche per motivare ulteriormente i partecipanti. E infine, come vedete in basso, lo stesso video dello spettacolo, come abbiamo fatto l'anno scorso, si sarebbe proiettato alla festa dei volontari in modo da raggiungere un ulteriore pubblico che va al di là degli studenti, che va al di là degli insegnanti, che va al di là delle famiglie degli studenti, che va al di là degli allievi della scuola teatrale, che va al di là di chi legge il giornale e arriva ai familiari, ai amici e ai volontari della disabilità, quindi che vedano come dire, ah guarda cosa fanno altre persone con disabilità. Ok. Un altro piccolo tassello è stata la stagione teatrale che abbiamo organizzato al Piccolo Rifugio di spettacoli dell'Accademia o di allievi dell'Accademia per famiglie, quindi di nuovo attraendo anche famiglie con i bambini più piccoli, quindi una fascia diciamo, ulteriore di questo cerchio d'onda che si allarga, e quelli che vedete nella foto sono i biscotti che alcune donne del Piccolo Rifugio, alcune donne con disabilità, preparavano e offrivano ogni volta ai bambini allo spettacolo, e quindi appunto come dicevano le colleghe della Sacra Famiglia, questo piacere enorme di sentirsi utili per le persone con disabilità, di sentire che noi siamo quelli che diamo, noi siamo quelli che regaliamo uno spettacolo alla città, noi siamo quelli che diamo i biscotti ai bambini, non siamo quelli che subiscono e basta, che stanno lì fermi. Quindi tutto questo diciamo, è stato possibile grazie a una città in cui da 63 anni, grazie appunto a Dino Mulotte, grazie ad altre persone, abbiamo costruito una rete di rapporti, di amicizie che ci fa sentire tuttora il suo affetto. Questo appunto
è il progetto, o meglio era il progetto, perché poi appunto ci si è messo di mezzo il Covid, che non ci ha fermato, anche se ovviamente ci ha devastato come è successo a tutti voi. Abbiamo provato l'esperienza inconsueta, possiamo dire, di fare il teatro in videoconferenza. Queste sono alcune delle nostre studentesse che abbiamo fotografato su Instagram, mentre su Google Meet incontravano in alto a sinistra i nostri. E di questo e proprio della pratica concreta teatrale gli parla chi è attore per lavoro, cioè il mio collega Silvio Pasqualetto. Prego. Buonasera a tutti, ringrazio per le belle parole il collega e l'amico Tommaso. Io sono Silvio Pasqualetto dell'Accademia Teatrale Lorenzo da Ponto, una realtà giovane perché è stata fondata a Vittorio Veneto, con sede principale appunto a Vittorio Veneto nel 2012, ma ormai dall'anno della sua fondazione tra corsi teatrali semiprofessionali, percorsi accademici professionali sia con formula daily sia con formula weekend, percorsi all'interno delle scuole e di varie strutture del territorio e altri tipi di attività teatrale e cinematografica, vanta migliaia di iscritti, di associati, di docenti e di collaboratori a vario genere. Da qualche anno abbiamo appunto, come già detto, l'onore e il piacere di partecipare a questo meraviglioso progetto del Teatro Vince, con vari partner appunto già ben descritti, e da 3 anni ho il piacere e l'onore, ripeto, di condurlo io come regista. Le particolarità di questo progetto sono veramente la condivisione, la messa in relazione di questi mondi così diversi ma così anche simili per vari aspetti. I 3 mondi dell'approccio teatrale, ossia di chi conduce il laboratorio e il progetto in sé, il mondo degli amici, degli ospiti del piccolo rifugio, con tutte le loro particolarità, le loro fragilità, ma anche le loro unicità, e il mondo altrettanto particolare, altrettanto meraviglioso dei studenti, dei ragazzi e delle ragazze così giovani, liceali e da varie scuole appunto del territorio di Vittorio Veneto. Questo incontro tra queste 3 relazioni dà vita ormai da anni a veramente uno spettacolo meraviglioso, che non è soltanto il prodotto finale che appunto produciamo solitamente intorno a maggio-giugno di ogni anno, ma è veramente il percorso che si sviluppa all'interno dell'anno scolastico che genera veramente qualcosa di meraviglioso. Nello specifico, senza annoiarvi troppo e senza dilungarmi troppo, noi affrontiamo attraverso dei giochi teatrali, attraverso degli esercizi, delle improvvisazioni, un percorso nella prima parte dell'anno di propedeutica teatrale, in modo tale da riuscire ad abituare, allenare, predisporre al meglio i 2 strumenti fondamentali, corpo e voce, che ognuno di questi soggetti che partecipa appunto a questa attività possiede, ognuno, come sempre noi diciamo, con le proprie caratteristiche uniche e personali e meravigliose, caratteristiche che sono composte da qualità, che noi cerchiamo in tutti i modi di esaltare, e anche da limiti e fragilità che noi cerchiamo, attraverso l'attività teatrale e il gioco teatrale, di non nascondere, negare, temere, bensì di condividere e riuscire in un qualche modo ad accettare, a venirne a patti e riuscire a capire, attraverso appunto la relazione e la condivisione, che magari una fragilità mia è simile o associabile a una fragilità tua che appartieni a un altro tipo di mondo, no? La fragilità che può esserci in uno degli amici, degli ospiti del piccolo rifugio, può essere ritrovata in maniera del tutto inaspettata, magari ad una prima analisi, anche in uno studente, e da qui possono generarsi delle condivisioni e delle modalità
di risoluzione di questi piccoli problemi che il teatro può porci, meravigliose. Al termine, diciamo, di questa fase propedeutica teatrale ci si tuffa nella messa in scena vera e propria attraverso la elaborazione anche drammaturgica di un testo e di una messa in scena da portare poi davanti a tutti gli studenti che vedranno a vederla, che io dico sempre è meraviglioso vedere come veramente sia i ragazzi sia gli ospiti del Piccolo Rifugio hanno un mondo, veramente un universo di idee, di intenzioni, di emozioni da far uscire, e il teatro magicamente riesce a trovare delle chiavi per cui queste idee possano incontrarsi. Si parte sempre da un testo famoso ma soltanto come traccia, al quale poi vengono appoggiate tutte le idee sia degli studenti sia veramente degli amici del Piccolo Rifugio. È sempre meraviglioso notare come veramente anche piccole limitazioni, piccoli momenti di incomunicabilità vengono superati attraverso la condivisione di questa esperienza che, soprattutto per i ragazzi che non sono assolutamente abituati né al codice teatrale, perché non sono degli attori ma sono semplicemente dei volontari che si mettono in gioco, né sono abituati ad avere a che fare con persone con disabilità o con difficoltà particolari, siano, fra virgolette, obbligati dall'attività a mettersi in gioco e ad arricchirsi come persone, ad acquisire un bagaglio di competenze che altrimenti non avrebbero nemmeno incontrate, e a mettersi veramente a disposizione degli amici e degli ospiti del Piccolo Rifugio. Ecco, questa forse è la particolarità e la bellezza più grande di questo progetto, che una fascia d'età veramente molto giovane e con tantissimo desiderio di condividere, di comunicare, di esprimere il loro mondo, il loro universo, incontra un'altra fascia, un altro segmento della società, meno giovane sicuramente anagraficamente, ma con un universo anch'essi dentro da esprimere, incrociandosi queste due realtà sotto appunto l'ottica dello spettacolo teatrale, danno vita a qualcosa che ogni anno è sorprendente. Grazie maestro. Va bene, grazie continuo. maestro, Grazie. facciamo i complimentoni a questo gruppo artistico appassionato. Vieni, portare sul palcoscenico le proprie fragilità significa riconoscerle e sapere anche, come dire, esprimere i propri talenti, quindi riconoscere i propri talenti. Una scuola di crescita eccezionale. Grazie, grazie, grazie. Un'altra esperienza con i giovani ce la presenta Lodar Belluno, la nostra collega ci presenta questa un'estate volontariamente. Se non ho capito male, è un'esperienza che coinvolge molti giovani in attività di accompagnamento per le vacanze estive in 2 location, una a Cavallino Treporti e l'altra alla Gregoriana a San Marco d'Auronzo. E adesso la nostra collega in un quarto d'ora, pensavo 4 minuti. in 4 minuti, vabbè, facciamo pure un quarto d'ora o 10 minuti, saprà delinearci il senso, come dire, specifico di questo progetto. Quindi vai al sodo. Grazie. Grazie, intanto buonasera a tutti, è davvero un onore e una gioia essere qui e condividere il percorso che è nato in una piccola realtà del Bellunese inizialmente. E io mi chiamo Anna Della Lucia, sono la coordinatrice di progetti che riguardano i giovani promossi da 2 enti, che sono l'Opera Diocesana di Assistenza Religiosa, a cui mi riferirò per brevità con ODAR, che è l'ente a Belluno che si occupa della gestione di strutture ricettive della diocesi di Belluno-Feltre. Abbiamo diverse strutture, fra cui 2 che vi presenterò a breve, dove proprio si svolgono i nostri progetti di volontariato. Il secondo ente che partecipa
progetto Un'estate volontariamente è l'associazione Amici dei disabili e dei minori, che da diversi anni raccoglie proprio tutte le persone che nel nostro territorio esprimono la voglia e l'interesse a mettersi in gioco con gratuità, proprio per far vivere agli ospiti delle nostre strutture una vacanza che abbia in sé, insomma, il valore dell'accoglienza inclusiva e nel rispetto della specificità di ogni ospite. E le 2 strutture presso cui si svolge il nostro progetto sono il Villaggio San Paolo a Cavallino Treporti in provincia di Venezia, che è un villaggio che dispone di circa 300 alloggi, la maggior parte dei quali sono accessibili, ed è un villaggio che è pensato proprio per essere senza barriere architettoniche, tantomeno barriere mentali, e che è nato proprio per accogliere al suo interno gruppi di diverso tipo, persone con disabilità, famiglie più o meno numerose. La seconda struttura presso cui si svolgono i nostri progetti è la Gregoriana, che è una casa invece che si trova a Palus, San Marco d'Auronzo, in provincia di Belluno, e anch'essa è una struttura che è nata proprio con l'intento di accogliere gruppi e famiglie e persone con disabilità, e che quindi, pur essendo una struttura piuttosto datata, ha la particolarità di avere diversi alloggi che sono accessibili. Entrambe le strutture dispongono di grandi spazi esterni, di grandi saloni dove appunto l'accessibilità è una delle caratteristiche fondamentali. Un'estate volontariamente è sicuramente l'anima dei progetti di volontariato che propongono ODAR e l'Associazione Amici dei disabili e dei minori, perché è un'esperienza che coinvolge ogni anno più di 300 giovani che hanno un'età media compresa tra i 16 e i 21 anni, quindi sono grosso modo i giovani che frequentano le scuole superiori, principalmente provenienti dalla provincia di Belluno, ma non solo, perché negli ultimi anni sono sempre di più le richieste anche di giovani che vengono da altre province del Veneto e da altre regioni. Sono ragazzi che, coinvolti molto spesso dai propri coetanei o ragazzi che sono stati a loro volta ospiti delle strutture, hanno scoperto nel mondo del volontariato un modo di mettersi a disposizione in relazione con gli altri, un modo per sentire, come dicevamo un po' questa mattina, come ascoltavamo anzi questa mattina, per sentirsi coinvolti in primo piano, per sentirsi responsabili anche del benessere e del benestare di qualcun altro. Giovani che spesso vengono coinvolti all'interno della parrocchia, della famiglia, della scuola, con percorsi che attiviamo appunto di promozione delle nostre esperienze, e che scelgono di dedicare una parte della propria estate al volontariato presso le nostre strutture. Mi piace adesso velocemente raccontarvi un po' come si svolgono queste esperienze con l'aiuto di qualche immagine tratto appunto dall'esperienza di quest'estate e le estate precedenti, e di qualche parola che secondo me racchiude un po' lo spirito del progetto che proponiamo. Sicuramente uno degli aspetti forti del progetto è la proposta di vivere una dimensione di volontariato in gruppo. E spesso i ragazzi, in particolare le superiori, faticano ad esporsi quando sono da soli, non si sentono all'altezza, si sentono di non avere gli strumenti adatti, mentre quando invece sono in gruppo sono forti della relazione l'uno con l'altro. Le nostre esperienze prevedono, per quanto riguarda la partecipazione al Villaggio San Paolo, turni della durata di 2 settimane a cui partecipano di volta in volta dai 30 ai 40 ragazzi, e turni alla Gregoriana invece di 1 settimana a cui partecipano tra i 20 e i 25 ragazzi. La presenza appunto del gruppo è sicuramente un fattore importante per il confronto continuo, per un'esperienza di scambio, un rinforzo positivo, perché i ragazzi si stimolano nella relazione reciproca e nella relazione degli ospiti che accolgono presso le strutture. Il servizio è forse il cuore di quella che è la nostra proposta. I ragazzi infatti durante la permanenza presso le strutture sono impegnati per circa 6 ore durante il giorno in diversi servizi di supporto alla gestione delle strutture. I servizi variano appunto proprio servizio in sala, quindi come camerieri, un supporto alla preparazione dei piatti in cucina, lavaggio dei piatti, la cura delle aree verdi, degli ambienti comuni, al servizio in spiaggia, quindi accompagnamento agli ombrelloni, trasporto di materiale, o ancora supporto alla gestione del bar, del chiosco, del market, la lavanderia. Sono tutte delle attività concrete in cui i ragazzi possono acquisire delle piccole competenze e allo stesso tempo hanno occasione e modo di entrare in relazione con gli ospiti della struttura,
in maniera più o meno informale, con i propri mezzi, con la propria semplicità e genuinità, e con cui riescono a far sentire l'ospite a casa, perché loro si pongono proprio con la propria, il proprio spirito, ecco, la voglia di relazione con cui arrivano presso le strutture, e questo diventa davvero la chiave anche vincente per un'accoglienza che faccia sentire l'ospite proprio al centro dell'esperienza di soggiorno. Accoglienza è un'altra parola che contraddistingue le nostre esperienze estive. Accoglienza fisica proprio dell'ospite quando arriva, che viene accompagnato, salutato, proprio a cui viene dato il benvenuto dai nostri ragazzi che si pongono all'ingresso delle strutture proprio per accogliere una dimensione che a volte ricorda quasi una dimensione familiare, a detta proprio dei ragazzi stessi e degli ospiti che entrano in relazione poi con i volontari. E è un'accoglienza però che continua non solo nel momento dell'arrivo e poi del saluto, ma un'accoglienza che è una costante durante le settimane di volontariato, perché ai ragazzi viene proprio chiesto e vengono accompagnati all'accogliere nell'incontro l'altro nella sua diversità, come sorridendo, salutando quando camminano per strada, rendendosi disponibili a fare anche dei servizi extra al di là di quelle che sono magari le mansioni specifiche della giornata, e proprio perché la loro presenza stessa diventi uno stile che possa essere riconoscibile a tutte le persone che frequentano le nostre strutture, e perché questo possa essere poi il biglietto da visita che faccia sentire ognuno proprio ben voluto nel posto dove si trova per il proprio soggiorno. Una caratteristica particolare della nostra esperienza di volontariato è che oltre i servizi ordinari di aiuto alla gestione delle varie mansioni in struttura, ci sono quelli che noi chiamiamo gli accompagnamenti, e sono dei momenti autogestiti dai ragazzi con la supervisione dei responsabili, dei volontari adulti, insomma, che sono gli educatori che li accompagnano nel percorso di volontariato, momenti in cui i ragazzi si mettono a disposizione degli ospiti, in particolare delle famiglie che hanno una persona con disabilità al proprio interno, e si rendono disponibili per una passeggiata, fare il bagno insieme nel caso del mare, oppure accompagnare con l'aiuto di appositi ausili a fare per esempio una passeggiata in montagna, persone che abbiano una mobilità ridotta prevalentemente, o persone che non siano comunque autonome. E questo da una parte permette all'ospite con disabilità o con disagio di vivere un momento di vera relazione, di accoglienza con i ragazzi che non hanno nessun tipo di obbligo a svolgere questa mansione, ma si propongono come tempo a disposizione che danno, oltre a quello che normalmente fanno durante la giornata. E grande anche il valore che percepiscono le famiglie di ospiti nel momento in cui riescono ad avere anche qualche ora magari di sollievo di quella che può essere la cura di un familiare particolarmente difficile e impegnativa nel corso della giornata. Opportunità. Ho scelto questa immagine perché, come potete vedere alla vostra destra, c'è un ragazzo, Simone, che è uno dei nostri volontari storici alla Gregoriana, un ragazzo con la sindrome di Down, che è potrei dire forse il volontario modello, che rappresenta un po' quella che è il tipo di volontariato che vogliamo proporre. Perché? Perché Simone è un ragazzo che come tutti gli altri ragazzi che potremmo definire normodotati, svolge le proprie funzioni all'interno della struttura. Accoglie gli ospiti, dà una mano in cucina, servizi ai tavoli, saluta, accompagna durante il gioco. Ci piace infatti all'interno dei nostri percorsi promuovere l'inclusione anche di ragazzi che provengono da situazioni di disagio, possono essere ragazzi con disabilità, ma anche ragazzi che ci vengono segnalati dai servizi per integrazione scolastica con cui collaboriamo da diversi anni, che magari vivono una situazione difficile a livello familiare, economico o di disabilità mentale piuttosto che fisica. Questi ragazzi vivono anche loro il volontariato non tanto come soggetti destinatari del volontariato, ma come protagonisti dell'esperienza di volontariato, e questo sicuramente fornisce un'occasione di relazione e di crescita per tutto il gruppo all'interno di cui sono inseriti, oltre che poi degli ospiti che naturalmente vengono spesso stupiti anche dalla presenza di persone che vengono normalmente ritenute come fragili, che però diventano il punto di forza proprio di un'accoglienza e un modello di volontariato che per noi è certamente fa dell'inclusione anche il suo punto di forza. 5 minuti. Sì. Cammino perché ci piace pensare a un'estate volontariamente, che è un'esperienza di volontariato che ormai proponiamo con questo formato dal 2009, ma che in realtà origina da circa esperienze di volontariato
a partire da 30 anni fa, insomma, ci piace pensare che sia un volontariato, una proposta, un progetto in evoluzione. In evoluzione perché in cammino sulla base del feedback, dal riscontro che abbiamo ogni anno dai volontari, dai 300 ragazzi con cui comunque ci confrontiamo durante il percorso, con cui prepariamo delle attività di formazione, delle attività proprio di accompagnamento anche al comprendere il valore della relazione, dell'inclusione, dell'accoglienza anche della fragilità dell'altro, non solo durante le esperienze, quindi in alcuni momenti dedicati in ogni giornata dove prepariamo delle attività di confronto e dove i ragazzi possono confrontarsi appunto sotto la guida di alcuni responsabili dei volontari, in alcune occasioni anche di sacerdoti, ma anche durante l'anno, proprio perché durante il periodo autunnale, invernale e primaverile i ragazzi sono invitati a partecipare ad alcuni incontri formativi, motivazionali sul tema del volontariato, dell'accoglienza, della relazione e della disabilità, proprio per arrivare pronti all'esperienza estiva, perché l'esperienza estiva non sia fine a se stessa, ma possa davvero diventare un'occasione di crescita, di relazione che viene seminata e coltivata un po' alla volta, con fatica, senza paura di sporcarsi le mani, anche educando un po' al valore di quello che può essere la non riuscita, il tempo di attesa che magari non è quello che ci aspettiamo. Come conclusione mi piace semplicemente ricordare che abbiamo scelto insomma, di inserire alcune immagini a rappresentanza di questo progetto sia degli anni passati che di quest'anno, perché anche quest'anno, nonostante le difficoltà imposte dalla situazione, abbiamo voluto fortemente, come ODAR, come Associazione Amici dei Disabili e dei Minori, abbiamo voluto fortemente promuovere l'esperienza di volontariato perché sentivamo da parte dei ragazzi, così come da parte degli ospiti, la necessità di proseguire la relazione che da tanti anni portiamo avanti e di promuovere ancora un modello di accoglienza che potesse essere inclusiva, di vicinanza, di crescita, di cammino condiviso, anche un pochino più a distanza, anche da dietro la mascherina. Per questo i nostri volontari, così come gli educatori e i formatori che li hanno accompagnati durante le esperienze, sono stati informati, formati debitamente su quelli che erano le nuove norme da seguire, i nuovi comportamenti da tenere, in particolare riguardo agli ospiti con disabilità più fragili, che sono quelli con cui i ragazzi poi interagiscono durante gli accompagnamenti, durante le occasioni di relazione nelle strutture. Però questa è una sfida che abbiamo appunto colto con attenzione ma con serenità e che ci ha permesso appunto di riproporre anche quest'anno con più di 300 volontari le nostre esperienze. E forse con un'intensità ancora diversa, perché dopo un periodo così lungo, così faticoso di forzata relazione virtuale, relazione a distanza, poterci ritrovare anche con modalità diverse e vivere dei momenti di ritrovata quotidianità in condivisione con gli ospiti delle nostre strutture davvero è stato qualcosa che ha permesso in qualche modo di davvero far tornare fuori quel sentire, anche quella parte di cuore che forse in qualche modo si era un po' addormentata durante i mesi del lockdown. Grazie per l'attenzione. Grazie al dinamismo della nostra collega. Grazie. Un coinvolgimento ancora dei giovani, molto molto bella questa esperienza che ha trovato fiato anche nonostante sia stata fermata dal Covid. Per ultimo, ma non perché ultimo, perché abbiamo assistito ad una carrellata di testimonianze che sono luci che illuminano un cammino importante, la nostra collega dell'associazione Un Sorriso in Più che ci presenta il progetto Nipoti di Babbo Natale. Ho pensato di chiudere questa presentazione di esperienze interessantissime di volontariato con questa associazione che ci presenta questo progetto di un sito particolare che si chiama così, perché il Natale, nonostante il Covid, arriverà. Stamattina ho sentito un'espressione che mi ha raggelata, e cioè il Natale a causa di questo Covid non ci sarà. Cioè io penso che il Natale ci sarà proprio perché ci siamo noi, perché ci siete voi con queste luminosità che avete rappresentato in questo pomeriggio. Quindi lo chiuderei con piacere con la nostra collega che in 10 minuti 12 ci presenta il cuore creativo di questa esperienza. Prego. Sempre meno.
Coraggio. Allora, il progetto, come è stato anticipato, si chiama Nipoti di Babbo Natale. Noi crediamo che il Natale ci sia, il senso del Natale si realizza ogni volta che qualcuno si fa vicino all'altro e gli dona un pezzettino di sé. Io faccio parte dell'associazione Un Sorriso in Più Onlus, che è un'associazione di volontariato che opera nella provincia di Como, Varese e Monza Brianza, e noi portiamo i nostri volontari nelle case di riposo, in ospedale e a domicilio, cercando di stare accanto agli anziani più soli. Il progetto Nipoti di Babbo Natale ci permette di raggiungere gli anziani in tutto il territorio nazionale, quindi per una piccola realtà come la nostra è la possibilità di raggiungere molti più anziani e fare in modo che il nostro sogno è quello che nessuno si debba sentire solo, soprattutto a Natale. Abbiamo iniziato questo progetto nel 2018 quando abbiamo incontrato Katerina Neumann, che è una ragazza che viene dalla Repubblica Ceca. Il progetto è nato lì l'anno precedente. Nella sua seconda edizione, l'anno scorso, Nipoti di Babbo Natale ha realizzato i desideri di 2.550 anziani in tutta Italia, residenti presso 91 strutture su tutto il territorio nazionale. Nipoti di Babbo Natale è un progetto particolare perché permette all'anziano di esprimere un desiderio, e quando si dà questo spazio di ascolto autentico e l'anziano può dire davvero che cosa ha nel cuore, che cosa è la cosa che lo renderebbe davvero felice. Qualcuno fa fatica a esprimere un desiderio, qualcuno dice proprio, tira fuori proprio la cosa che custodisce nel cuore da tanto tempo. Quindi questo progetto poi ha permesso a tanti anziani di vivere dei momenti davvero magici, perché quelli che erano magari dei desideri espressi senza aspettarsi che potessero realizzarsi per davvero, poi sono diventati realtà. Nipoti di Babbo Natale consiste in una piattaforma, in un sito internet nel quale le case di riposo caricano proprio, inseriscono i desideri dei loro ospiti, quindi c'è dietro davvero un grande lavoro da parte degli educatori, perché si fa davvero un grande lavoro di ascolto e di accoglienza di quello che sta veramente a cuore all'anziano. Poi questi desideri vengono caricati sul sito e chiunque può scegliere il desiderio che più le emoziona e realizzarlo. I desideri vanno da piccole cose, piccoli oggetti di uso quotidiano, fino a veramente esperienze che gli anziani pensavano di non poter più realizzare, che invece grazie a questa iniziativa gli hanno fatto incontrare la persona giusta, lo sconosciuto che ha voluto renderlo così felice da realizzare questo sogno. Quindi dicevamo una occasione per le case di riposo, perché c'è dietro, ripeto, questo lavoro e questo risultato molto importante dal punto di vista educativo e sociale, perché ci permette, grazie alla visibilità del progetto, anche di far vedere fuori qual è il grande lavoro di cura che si realizza nelle case di riposo. Questa mattina si è detta questa cosa, cioè da fuori sembra, si prende un po' quello che dicono i giornali, quello che uno immagina, non ci si rende conto di quanto amore, di quanta cura e di quanta attenzione si rivolge da parte degli operatori alle persone anziane. Quindi questo progetto è anche un'opportunità per far conoscere, per avvicinare le persone alla realtà appunto delle case di riposo. Il progetto Nipoti di Babbo Natale ci permette di stare accanto agli anziani anche a distanza, cioè in un anno così particolare, in un anno dove addirittura si pensa che non si possa vivere il Natale, ma dove sicuramente non si potrà stare accanto alle persone fisicamente, ci permette però di entrare virtualmente e regalare comunque delle grandi emozioni. E poi questo lavoro appunto di ricerca del desiderio, cioè di dire che cosa ti farebbe stare bene anche quest'anno che si sta così male, credo che sia un'occasione per far tirar fuori alle persone quello che è la loro sofferenza in questo momento e magari trasformarla comunque in un'occasione per stare bene. E la bellezza dell'incontro che si realizza è quella di
Da una parte vedere un nipote felice di essere stato l'artefice della gioia dell'anziano e dall'altra parte la felicità dell'anziano perché è stato scelto proprio lui per vedere realizzato il suo desiderio. Molto spesso i nipoti scelgono il desiderio sul sito perché gli ricorda un familiare che non c'è più o perché vivono la stessa emozione dell'anziano. Cioè, ti regalo questo scialle perché io capisco, vivendo lontano da casa, cosa si prova a essere lontana dai propri affetti e quindi questo scialle sia il mio abbraccio più caloroso per te. Capite che se anche le due persone fisicamente non si incontrano, però ricevere il messaggio di qualcuno che, nonostante sia uno sconosciuto, ti ha capito così, è davvero una carezza, anche se non può essere fisica, però il calore arriva tutto, insomma. È un'opportunità anche per donatori, le aziende. Noi abbiamo la fortuna di avere delle aziende che ci sostengono. C'è, come vedete sotto, l'azienda tessile Canclini, che è dove la nostra associazione ha sede e che sostiene il progetto, la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca, Onlus, Serenity, SPA, e queste sono tutte realtà del Comasco, quindi Nipoti di Babbo Natale è nato e sta crescendo nella realtà comasca. E poi la casadiriposo.it, che è nostro media partner. Come dicevo, nell'edizione 2019 abbiamo avuto la possibilità di realizzare così tanti desideri, 2550 desideri, e proprio per la grande cura che abbiamo dedicato attraverso i social a far vedere quanta magia si realizzava grazie al progetto, davvero c'è stata tanta attenzione anche da parte dei giornali, da parte anche delle televisioni, sia nazionali che locali. E quindi ecco, questo ha permesso a tante persone, anche che non hanno potuto partecipare direttamente al progetto, però di venirne in contatto, di partecipare comunque a queste belle emozioni, a questa bella magia. Come diceva chi mi ha preceduto, questa piccola goccia comunque poi ha portato a tanti effetti anche intorno, quindi ha coinvolto sicuramente l'anziano, ha coinvolto sicuramente il nipote che gli ha fatto questo regalo, ma poi gli operatori, la comunità tutta che ha potuto godere di queste esperienze. 2 minuti. Uso questo ultimo minuto per raccontarvi velocemente qualche storia, giusto per farvi capire quanto può essere dolce l'esperienza che si fa con i nipoti di Babbo Natale. Allora mi viene in mente Gianpietro, che ha 86 anni, diceva: beh, io l'unica cosa che ho amato fare nella mia vita è sciare. Se non posso più sciare, io altri desideri non ne ho. E invece Elisabetta e Stefania, dopo che hanno visto il suo desiderio sul sito, si sono organizzate con una scuola di sci di Bardonecchia e hanno organizzato per lui questa esperienza. E non vi so dire chi piangeva di più dall'emozione quella mattina mentre Gianpietro con la sua tuta rossa scendeva con il maestro di sci dalle piste. Oppure Giulia, che ha potuto tornare nella sua scuola, al suo liceo classico, per un'ultima lezione, quindi a 86 anni è tornata in cattedra. Non so come dire, però il poter fare ancora le cose che si pensava di non poter più fare, ma anche cose molto più piccole. Quest'anno le esperienze che vi ho raccontato naturalmente immagino non si potranno fare, però c'è qualcuno che ha gioito perché ha ricevuto una saponetta di quel profumo francese che la faceva essere così felice quando la usava la domenica. Cioè, davvero sono delle cose semplici ma assolutamente non banali. Ho condiviso questo pensiero con un'amica qui in sala. Davvero tutti i nostri progetti hanno dietro magari un'idea semplice, far incontrare le persone, e danno origine però a delle vere e proprie magie. Quindi io mi auguro appunto che anche quest'anno tante persone abbiano voglia di scoprire gli anziani attraverso questo progetto e attraverso questo progetto essere loro stessi molto felici. Grazie. Grazie, anche perché, grazie.
ai nipoti di Babbo Natale. Concludiamo queste bellissime, ricchissime presentazioni che tante e nel tempo che avevamo a disposizione abbiamo dovuto un po' sacrificare, però mi è piaciuto perché si parla di desideri e di sogni, finalmente non solo di bisogni e di necessità. È una componente umana che nelle case di riposo spesso dimentichiamo. Grazie anche per questo ricordo, è un bellissimo dono di prenatale che auguro a ciascuno di noi. Abbiamo concluso il nostro workshop, grazie per la vostra presenza. Grazie. Dovrebbero